la trasmissione continua anche durante la pubblicità perché c'è tanto da dire. Antonio, ti sentivo dire che tu non hai esultato contro la Roma perché già avevi questo presentimento. No, non ho detto questo, tu hai Ho sentito sentito male. male. Meno male che non fai il Ho commissario di polizia. Ho sentito male, ti potrei anche mandare in galera. Dicevamo con il presidente Bosco che la partita con la Roma è stata una partita strana, per certi versi. La Roma è sembrata Ma tu hai esultato un po' rilassata. No? Ma hai esultato? No, stavo raccontando che i miei figli allo stadio si chiedevano perché non esultassi. No? E allora non hai esultato? Sono rimasto fermo per la rabbia, perché secondo me non è giustificabile che questa squadra ha più volte rinunciato a giocarsela. Vedere ad esempio l'ultima partita a Bologna, che secondo me è stata l'unica partita vera dell'ultima giornata, vedere un Catania che in 10 gioca con lo giusto spirito, che resiste agli assalti del Bologna anche in maniera fortunosa, che ritorna in vantaggio, e ricordare partite tipo la partita con Livorno in casa, in cui non lo so, sembrava di essere la partita che si giocava alla ricreazione a scuola, cavalla fatta con giornale, quando praticamente si approfittava di un quarto d'ora per dare 4 calci, e quindi oppure ricordare la partita col Sassuolo, dove il Catania fa un primo tempo da grande squadra, perché non ci scordiamo che quella squadra, con tutto che molti tifosi dicono, è stata in un certo senso indebolita nella campagna acquisti estiva. Su questo non sono tanto d'accordo. Secondo me quella squadra, giocando con lo spirito giusto, con lo spirito che abbiamo visto a Bologna, almeno dovrebbe avere 15 punti in più in classifica, con lo stesso spirito con cui ha giocato a Bologna. Invece questa squadra, stranamente, infatti io andrei a puntare il dito su certe cose per quello che si è visto in campo, stranamente questa squadra passava in vantaggio e poi non appena subiva un gol si fermava e non giocava più assolutamente. Si è permessa col Torino in casa, col Sassuolo, oppure addirittura si permetteva di mandare in campo gente inadeguata, come il portiere argentino, che non ho capito per l'ennesima volta. Approfitto del fatto che ci sei tu qua in trasmissione, noi abbiamo fatto delle trasmissioni insieme a Pallonate, se ti ricordi, il portiere, facevamo la trasmissione in un ristorante, avevamo una giara dietro, va bene. E dicevamo spesso, ecco, Anducar alle nostre spalle, perché praticamente io da quando è a Catania, ecco perché sono stato tacciato sono stato tacciato come uno che era contro il Catania. Invece io dicevo che Anducar non riuscivo a definirlo sto portiere, lo dicevo quando il Catania andava bene, quando il Catania, cose che dovevate fare anche, scusami Valentina, mi ha invitato e allora approfitto per parlare. Invitato proprio a nozze. No, mi ha invitato in trasmissione, allora a questo punto parlo. Io della partita col Bologna lasciamola stare, perché il Catania è retrocesso prima, il Catania è retrocesso a dicembre, quando ha fatto una campagna acquisti che non era adeguata. Non ha fatto la campagna acquisti perché, a parte il Rinaudo, poi ha preso dei giocatori che non servivano. Poi voi giornalisti, la classe giornalistica, non è che voglio puntare sui giornalisti, però è anche vero che servirà, penso, per il futuro, quando fate il mestiere di giornalista, il giornalista è messo lì per parlare, per raccontare i fatti, e se vuole essere a favore della società, della città, della squadra, se c'è da dire qualcosa è giusto che la dica. È inutile fare l'amico di Izzico o l'amico di Ciceri, Spagnolo, Malavan, cioè del giocatore di turno o del presidente bisogna fare i giornalisti. Il giornalista deve denunciare, il giornalista deve fare una critica costruttiva, e la critica costruttiva si fa quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno male, perché quando le cose vanno male è facile sparare sulla Croce Rossa. Ora essere qui e prendersela con tutti è sbagliatissimo. Ora bisogna pensare ad esempio a ricostruire. Ora il tifoso storico del Catania vuole sapere cosa sta succedendo all'interno della società, perché tutti abbiamo visto con i nostri occhi cosa succedeva dentro il campo, no? Tutti si chiedevano: ma che sta succedendo? Ma che squadra è questa? Perché non giocano? Perché rinunciano a giocare? Perché si continua a giocare con quel portiere?
Cioè, ora tutti si chiedono cosa sta succedendo all'interno della società, dov'è la società, come mai sono scomparsi tutti, che ruolo ha il signor che praticamente io ho sentito Finocchiaro, giornalista della Sicilia, Gazzetta dello Sport, su Facebook scriveva, io dicevo Cosentino non l'ho mai conosciuto. Ma scusa, perché lo stai dicendo ora? Che è successo? Si è emozionato anche il microfono. Allora, sì, allora nel frattempo facciamo intervenire velocemente Luca, che vuoi ribattere sicuramente qualcosa. Intanto sono più che d'accordo con quello che ha detto lui, anche perché è una stagione che, anzi non è una stagione, è da un girone di ritorno che si dicono queste cose. Tu sai benissimo che io mi sono scagliato spesso contro questa opinione pubblica e il buonismo, che è un termine che tra l'altro a me non piace nemmeno tanto, però il buonismo che anche in questa trasmissione da alcuni ospiti che ci sono stati o alcuna gente che c'era qua dentro, quando il Catania si ritrovava a fare dei secondi tempi in cui il primo tempo sembrava una squadra pazzesca, usciva dagli spogliatoi come se ci fosse stato un ordine di scuderia: ragazzi, adesso inversione di marcia, facciamo tutti quanti è. Allora, come ha detto bene lui, è vero, è facile parlare male oppure dire sai purtroppo gli errori è quando la squadra è, però io sono anche nel mio piccolo un docente a scuola e a me hanno sempre detto che un ragazzo, o comunque quando ci sono degli errori, gli errori vanno corretti sul momento, immediatamente. E se qualcuno fa comodo, che ci sia qualcuno che va male, perché sai quello che va così eccelle, mi dispiace ma quello non fa il bene della società. E tante volte la stampa, parlo di alcune testate giornalistiche, qui non hanno fatto il bene del Catania, ma hanno fatto il bene dei propri interessi. Poi io, sai, è il mio parere, sono un opinionista, non sono un giornalista, sono un vignettista con la satira, penso che nella storia delle vignette che ho fatto quest'anno sia ben chiara il mio punto di vista, ed è stato che a tutti ha fatto comodo fare i buonisti, i perbenisti, ma nessuno ha denunciato quello che era lampante negli occhi di tutti. Quest'anno? Quest'anno sì. Quest'anno. Basta andare a vedere che alcuni calciatori giornate prima della partita erano in giro, erano piedi, basta che la voce degli allenatori valeva quanto il 2 di Mazze quando la Briscola a coppe. Scusa, a questo punto, visto che mi hai crossato questa palla e c'è la porta legge e quindi posso fare un gol a porta vuota, io direi, approfitto di dire questo, tu dici quest'anno, invece il buonismo c'è da 8 anni a questa parte, perché c'è una parte di questa città che, scusate, fatemi finire di parlare, c'è una parte di questa città che per il piacere di avere la Serie A, perché si scanda che qualcuno si può alterare, che non bisogna completamente criticare, chi critica è contro il Catania, è sbagliato, bisogna criticare in maniera costruttiva, quindi io ad esempio non sono neanche per gli insulti che leggo, anche di amici, di conoscenti, di tifosi storici del Catania che magari si sono lasciati prendere la mano con insulti pesanti, non sono per questo. Non ho insultato i giocatori neanche allo stadio, che ci può stare nella foga della partita. Io sono per fare le critiche costruttive. Le critiche costruttive vanno fatte al giusto momento, non si fanno quando le cose vanno, le cose vanno male, tutti a dare addosso, le cose andavano dette prima. Ora non serve più a niente. Aspetta, ora vogliamo capire solamente la società dov'è. Questo vogliamo capire. Facciamo rispondere. D'accordo sul buonismo su quest'anno, però sugli 8 anni no, questo no. Una piccola opinione. 8 anni la Perché comunicazione è stata veramente da parte della società, l'ho sempre detto, l'ho detto anche a esponenti della società, l'ho detto con molta serenità. Secondo me la comunicazione ha lasciato desiderare. Ha lasciato desiderare la comunicazione della società. L'ultima cosa e poi mi sto zitto. Ad esempio, una piccolezza. Tutte le squadre di calcio di Serie A e non solo hanno una pagina che è un social network dove tutti i tifosi possono esprimere la propria idea, dove possono comunicare. L'unica, e si può andare adesso in tempo reale su Facebook e andarla a vedere, l'unica squadra di Serie A che non ha una pagina ufficiale Facebook è il Calcio Catania. Io questo non lo so se tutte. L'unica, i tifosi questo, me lo questo potranno dire, non lo credo posso che lo dire sapete. se tutte le altre società hanno questa pagina, ma comunque c'era anche almeno fino a un paio d'anni fa, quando il sito ancora non era stato, diciamo così, non aveva subito il restyling, c'era una sezione dedicata comunque allo scambio di opinioni tra i tifosi. C'era il muro di Calcio Catania. Del sito ufficiale, sul sito
sito ufficiale. era un No, sito no, non ufficiale. C'era sul sito, quello è un altro, ma sul sito, sì, sul Calcio sito. Catania Sì, ma c'è. parliamo di ragazzi, ce l'ha. Allora, facciamo un attimo Quest'anno sarebbe stato il intervenire. muro del pianto. Quest'anno. Facciamo quale muro del pianto? Allora, Ettore, c'è stata una certa parte di stampa che ha un po' taciuto in molti episodi, non soltanto di quest'anno, anche negli altri anni passati, infortuni che non si capivano quanto duravano. Io mi ricordo per esempio il caso di Biaggianti, che non si riusciva a capire cosa materialmente avesse questo ragazzo, è stato fermo parecchio tempo. Poi non capisco neanche il fatto che Biaggianti sia stato venduto quando già a centrocampo si incominciava a soffrire. vabbè, ma L'ultimo queste episodio, sono scelte sì, anzi anche di comunicazione della certo, società. vabbè, ok, però non voglio dire, comunicazione. però mi sorprende per esempio quest'anno, soffrendo soprattutto nella zona difensiva, come più di una volta la scomparsa di Alvarez non è stata quasi mai giustificata No, è in stata- maniera logica e è intelligente, stato anche perché se un giocatore viene chiesto- messo fuori squadra soltanto perché ha il contratto in scadenza, Basta dirlo. io non basta dirlo. Ettore, Allora, non è guarda, che- ti dico che è stato anche chiesto al presidente nel corso di una conferenza Sì, stampa è infortunato. e lo sottoscrivo perché gliel'ho chiesto io, Sì, quindi e voglio che ti dire, ha me lo risposto? ricordo bene. Che ti ha risposto? Mi ha risposto che Alvarez non giocava, ma stava fuori per scelta tecnica. E questa è una Panzaniera. bugia, e questa è una bugia, Allora, quando tu, ma è una quando tu bugia, vai perché in quando abbiamo conferenza avuto... e fai una domanda e il tuo interlocutore Valentina, ti quando abbiamo avuto risponde, infortunato anche Bellusci, a destra siamo stati costretti quasi a inventarci Izco, quindi sapendo che Alvarez avrebbe potuto giocare Ma la stessa cosa anche a con destra. Frison. Alvarez tra l'altro Con in quel Frison, un momento altro infortunio non aveva, misterioso. Su Frison non la- aveva offerto prestazioni eccellenti e sicuramente c'è di Sicuramente mezzo c'è- tutta la questione contrattuale, ok? Ma perdonami, Però- quando un giocatore si allena con una prima squadra di Serie A, come si può pensare che questo giocatore non venga neanche controllato nell'alimentazione, nell'allenamento? Cioè, è incredibile. Io l'ho visto effettivamente nell'ultima apparizione, seppur fugace, di Alvarez in campo. Era un giocatore che non sembrava un giocatore di Serie A. Ma quella è Vabbè, una quella- sua, quella è una è la- sua costanza. Ma la poi non sua. solo, e quello è poi colpa anche della presidenza che ha scelto Fiorucci come Come sponsor sponsor, tecnico. quindi magari. Vabbè, Per cui, vabbè. per non parlare poi dell'atteggiamento Colpa nei del confronti di Frison, di un infortunio dall'oggi al domani, cioè impensabile, come anche l'esclusione di Andujar dopo l'ultima ennesima papera per infortunio. Ma infortunio di cosa? Beh, tra l'altro voglio dire, non è che la società... Cioè, ditelo bello ma- dialettone, voglio dire- è messo ma non fuori può squadra neanche- perché ha Ma giocato cosa c'è male. di Un strano? Cosa c'è di comunicato- strano a dire l'allenatore, siccome sta vedendo il Non giocatore, puoi fare non prende un forma, comunicato faccio giocare stampa, l'altro. Cosa adesso c'è? io non voglio spezzare lance in favore di nessuno, ma No, non no, puoi vabbè, neanche fare un stiamo comunicato parlando- stampa in cui dici Andújar non andrà tra i pali per la Ma come prestazione tutti gli altri scadente giocatori. offerta nell'ultima Ma gara. scusa. E in questo penso che il presidente, da presidente Ma non c'è bisogno di fare un comunicato club, stampa. di un club può non anche c'è un bisogno attimo neanche Ma non c'è convenire, bisogno di fare non è comunicato che si deve stampa. fare una conferenza. Basta per non dire bugie. Basta non si dire capisce. bugie, il mister Allora, dice, ma lo escludo sicuramente perché poi sta si può giocando. Se anche- uno va a finire in banchina, va a finire in si banchina può perché anche- merita di giocare un altro, non c'è bisogno di Ok, inventarsi sentiamo una malattia il o una presidente, il presidente Allora, Bosco. facciamo intanto un po' di Dici, ordine. Presidente. No, dici cosa. Io ti posso dire che è iniziata male, È finita peggio. finita peggio. Peggio, Purtroppo queste stagioni nello sport ci stanno, sono logiche conseguenze di impegni, di lavoro, di azienda, di produzione, di attivo e di passivo. È in ogni storia di azienda. Quest'anno purtroppo è andato tutto storto. Punto. Poi io che faccio un campionato al vertice per vincere tutto, al male, al peggio delle ipotesi, posso non vincere niente. Una squadra che fa una formazione per salvarsi, purtroppo, se le cose vanno storte, come sono andate, retrocede. Non è andato bene i giocatori, non sono andati bene il preparatore atletico, non è andato bene gli infortuni, non sono andati bene i tecnici, non sono andati bene i dirigenti. Non è andato bene il portiere. Non è andato, no, sto dicendo i Perché giocatori. c'hanno una Guarda, fissazione, quindi è inutile che ricordiamo. È andato bene solo il pubblico. Quello è la È andato spettacolarità, bene perché solo un il pubblico, come diciamolo. quello di Diciamolo, Catania, diciamolo. educato, preciso, coinciso, sempre presente, Ecco, sempre il nelle fatto di trasferte, partire per Bologna, nonostante sempre- tutto e sempre tutti, già educato, parla da sé. hanno fatto una contestazione, ne vogliamo parlare, tutti fuori dallo stadio, cioè cose di Non gliel'abbiamo lasciato correre le di una- scarpe. di una serenità, Quasi di impensabile un'educazione. per il pubblico di Quindi Catania. l'unica cosa da salvare quest'anno è il pubblico.
Punto. Poi possiamo iniziare oggi e finire fra 2 anni e parleremo sempre delle stesse cose. Purtroppo nello sport, e io Ma che si è faccio partito sport, però dicendo e io che faccio che non è sport, il ti sto problema- dicendo, è andato tutto non è il storto. problema che chi fa sport lo Ora- sa che può perdere, arriva la Perfetto. sconfitta. Ora qual è arriva- il punto di il domanda? tifoso del La Catania tua problematica si è sta la comunicazione del no, Catania? No, il tifoso del Catania si sta chiedendo Che cosa stai chiedendo? che problemi ci sono A livello perché societario? tutti i dubbi che escono, tutte le voci di corridoio che escono, il Allora, campo sportivo, mi pare la che retrocessione allora, fatta ti sto apposta, il dicendo- paracadute, l'ombrello, Allora, ti sto tutte queste dicendo- cose escono, Questo le escono chiedi- fuori è una mancanza di perché comunicazione. non c'è chiarezza da parte della società. Perfetto. Ci sarà E una- neanche, ci e sarà- neanche ci sarà- di chi scrive, ci sarà di chi una- parla di calcio Ci Catania. sarà una conferenza stampa Ecco, a breve su dove questo, sì. qualcuno dovrà dirci Speriamo. i motivi di quello che no, speriamo. Tra l'altro il Presidente E più ti volte... posso dire, scusate, Presidente, fatemi Presidente. completare, Prego. e ti posso dire anche che da 2 settimane a questa parte sono cambiati i quadri societari e si sta facendo qualcosa di diverso all'interno della società per cercare di avvicinare le persone al calcio Catania, Quindi che quello oggi che io ho denunciato da 8 anni, lo stanno, da 8 anni lo questa stanno volta- iniziando a fare. Ecco, e, perfetto, ti allora non dico stiamo un'altra, dicendo fesserie. e ti dico un'altra cosa, Ecco. oggi la cosa più grave che abbiamo a Catania è avere ancora tifosi del Milan, della Juventus, dell'Inter, del Parma, della Roma, della Lazio. È una vergogna ed è un disonore per quelle persone che tifano allo stadio e che vedono la partita Posso- con passione come vedo io. Scusami, questa è una Aspetta, cosa... aspetta, fammi un attimo, completare fammi il mio finire, discorso. poi Ti dopo- sento dopo parte in rispondi, causa. dopo No, ti rispondi. senti parte in causa, devi sentire lei. Adesso- Poi adesso- dopodiché ti senti in parte in causa. Rispondi. Quindi Aspetta. con questo C'era una domanda. desidero che chiunque parla del Catania, della maglia rosso-azzurra, di quello che succede all'interno della società, abbia cognizione di causa di quello che significa per una società di calcio in Serie A prendere 30 milioni di euro come prende il Catania e 100 milioni di euro come prende la Juventus. Questo succede perché a Catania ci sono ancora milanisti, interisti, juventini, romanisti, parmensi, veronesi. Vale, sono Questo è il chiaro. problema. Scusami, allora... Fin quando non si risolve questo problema, finire. noi il Catania, col buon Pulvirenti, che ha cercato di fare, poverino, tutto quello che può fare, ma non lo possiamo mai paragonare a Berlusconi, a Moratti, ad Agnelli, a Peppe, ma tu lo sta all'americano. ma chi lo sta paragonando? Ragazzi, Scusa, ma chi lo sta, scusa io un ti attimo. sto dicendo, Peppe, ma chi sta mettiamo- paragonando Pofferenti a mettiamo Agnelli e a perché- Berlusconi? Perché noi siamo, purtroppo Ma abbiamo sta vissuto ma sta 8 discussione anni di spettacolo. Ma no, ma questa discussione non c'entra perché io ti Come dico non una cosa. c'entra? Allora io appartengo, scusami un attimo, io appartengo. Scusate un attimo, perché ora parlo io, non vi Sì, seccate. e poi dobbiamo non vi fare seccate. rispondere Luca. Io vado allo stadio, io la prima partita che ho visto allo stadio è Catania Turris, gol di Spagnolo. Quindi io vado allo stadio, quando non ero parlo perché no, tu sei un scusami, tifoso del io sono Catania. abituato alla Serie C. Tu sei un tifoso del Catania. Io promozione del Catania in Serie A ne ho viste solo 2. Tu sei Una un tifoso del 82 Catania. 83. Tu sei un tifoso del Catania. Capendo Catania durava una Serie A 6 mesi, giusto? È stato praticamente retrocesso da subito. E una, questa 8 anni, qua non sta chiedendo nessuno a Polvirenti la Coppa UEFA oppure di rimanere in Serie A 20 anni. Nessuno, qua stiamo chiedendo cosa sta succedendo all'interno della società, un po' di chiarezza, poi che si retrocede. Il tifoso storico del Catania non si sta preoccupando completamente della Serie B, ma ancora Serie C. Giusto. Siamo stati chiari. Solo chiarezza. Però 2 settimane fa sono stati cambiati i quadri societari. Penso di parlare a nome di una grossa fetta di tifosi storici del Catania. Nessuno si sta preoccupando della Serie B o della Serie C. Il tifoso del Catania non è abituato a vincere nulla. E allora Il facciamo tifoso un del Catania è il attimo... tifoso del Catania senza aver vinto Coppe dei Campioni, scudetti. Però tutti rimanere i in Serie A è un piacere per te. Rimanere in Serie A sicuramente è meglio, Basta però vincere 3-1 in casa di Mourinho, è nessuno bello. sta andare a con- vincere a Palermo Sì. 4-0 col Palermo è bello. Peppe, tutto andare bello. a vincere a Torino 0-1 ma, magari, è bello. ma anche Cioè, salvarsi, ricordiamocele queste ma cose. anche se ci salvavamo all'ultima giornata era bello. Scusa Vale, Veramente. solo una Il cosa. problema è Solo una cosa capire- sola, non va chiappato, non va chiappato. Vabbè, No, ma non dobbiamo- Stiamo parlando perché è la passione, a parte capito? che ci È la lega, passione. ci lega un'amicizia. Vale, ora, quindi una non è- domanda seria su quello che ha detto il appunto, non è che- Presidente. No, deve rispondere Luca in anche perché qualità poi si va fuori di catanese argomento. Allora- juventino che si è sentito chiamato in Allora, causa. intanto io vorrei semplicemente non vederti assolutamente festeggiare se l'Italia dovesse vincere il mondiale, perché il discorso che hai fatto tu è un discorso antisportivo ma solo da tifoso.
ognuno è libero, come a me può piacere una donna di Milano, di Torino, di Bergamo e ovunque sia, e mi incazzo se vengono trattate male le Avanti ragazze, queste parole. le ragazze di Catania, non perché mia moglie è milanese, io devo permettere che vengano trattate male le donne di Catania. Io sono un tifoso della Juve, ma prima cosa sono tifoso catanese. Chi ha deciso di prendere la società Calcio Catania, non che sia adesso, che sia fra 20 anni o che sia di 20 anni fa o di 30 anni fa, in quanto io cittadino catanese, in quanto io pago le tasse in questa città, in quanto lo stadio è una struttura che fa parte della mia città, in quanto io ho il DNA catanese, poi io sono libero di fare quello che voglio, sinceramente a Malacombassa non me la devi fare finire, perché la mia reputazione dipende da tutti quelli che sono di Catania. Se io parlo di musica, Carmen Consoli, grande cantante catanese, mi può piacere, non mi può piacere. Carmen Consoli vince Sanremo, è catanese, è un vanto. Il Catania vince una partita, è un vanto. Ma io ti voglio se dire, tu vai a parlare, cosa se la Juve c'entra? prende 100 milioni di Ma euro che cosa di c'entra diritti, questo? e Ma il Chievo esistono quanti i soldi come te? Scusami, il Chievo quanti soldi Posso dire prende? una cosa? Quanto il Catania? Il Sassuolo quanti soldi E per prende? questo c'è questa non vi discussione, acchiappate. Quanti soldi prende? ma questa scala è per questo motivo. Ma allora perché ci sono i tifosi che tifano per un bacino d'utenza maggiore e prendono questi soldi. No, perché questa discussione, guarda, ti dico la verità, quanto prende una società o meno, io ti dico solo una cosa, ci sono società come il Milan che prendono tanti soldi quanto ne può prendere la Juventus, come ha ben detto prima qualcuno di voi, allora ci sono annate che vanno bene e annate che vanno male. Il Catania che si è sceso in Serie B, nessuno sta dicendo è vergognoso e così e colà, quello semplicemente che si sta dicendo è che da un anno, poi c'è chi ha detto che è da più tempo, da un anno, anzi da un ritorno di stagione che si vive nell'oblio e sinceramente questo oblio, se tu guardi le trasmissioni a livello nazionale, perché il Catania gioca in Serie A e la Serie A fino a domenica è in Serie A e la Serie A è una cosa a livello nazionale, ne parla la RAI, ne parla la 7, ne parlano tutte, nelle trasmissioni non si capisce questa società, che direzione, che posizione, che cosa è successo, qual è la posizione che ha assunto la società. Poi se tu da tifoso hai ragione e ti arrabbi e ti infervori, va bene, però non mettiamo nel mezzo perché ci sono gli juventini, i milanisti, perché in questo momento il problema riguarda solo chi è che ha gestito per quest'anno questa stagione, che sia ad alto vertice, che sia a basso vertice, che siano i giocatori, ma il punto è questo, il tifoso paga un abbonamento e ha diritto di sapere la società che cosa vuole fare e che cosa ha fatto. La società lo dirà perché Posso a breve dire è una prevista cosa, una Luca? conferenza stampa comunque del presidente. Secondo me presumibilmente, il sì. discorso del presidente, lo voglio interpretare, è un discorso più culturale. Cioè, se tu, personaggio di Catania, tifi per il Catania, tutta la città ti segue e va a far sì che la Serie A sia un bene da difendere. Eros Ramazzotti è di Roma. No, non tifa c'entra, Juventus. Luca, non c'entra niente, Luca, Altri non cantanti c'entra. sono di altre squadre, Vabbè, ma che stiamo dicendo? C'è Luca, io sto interpretando. Ascolta, io sto interpretando il pensiero del presidente. Non sto dicendo che tu hai torto, sto dicendo che secondo me lui ha ragione per questo motivo. Per Luca Catania, adesso buttare questo. Ma scusa, ma ascolta, ma che stai dicendo tu? A malincuore devo dire che secondo me Luca nel discorso che ha fatto ha ragione, devo dirlo purtroppo. Sì, a Francesco. malincuore nel discorso della società che lui ha fatto sulla società Calcio Catania. Però io volevo fare una domanda seria al presidente. Lei ha detto, anzi intanto purtroppo i diritti sportivi non è solo chi ti fa Juventus a Catania, ma è un bacino d'utenza in tutta Italia. Quindi è una cosa che Catania non può mai avere quanto la Juve. Poi certo, se già ce ne sono meno a Catania ancora meglio, su questo sono d'accordo con lei. Il discorso che volevo dire come domanda seria è questa. Lei ha detto, se è iniziata, lei quando inizia una stagione, inizia ad alto vertice, al massimo non vince niente. Perché Catania dopo la stagione dell'anno scorso siamo partiti di nuovo con la salvezza? Perché? Non potevamo avere un obiettivo leggermente più alto, sì, ma la cavava avevamo una salvezza? Ma io- Per esempio, ma è questo- per dirne una, ma proprio per questo- dirne- ma questo, quando tu hai 30 milioni con 100 milioni non puoi fare, Sì, ma l'anno non scorso- li pigli i soldi. Cioè, Ma scusa, ma il ragazzi, Chievo ma dove- eravate ai preliminari di Champions League, è un quartiere, ma che state dicendo? quindi- Va bene. E che ti e fosse siamo anche salvati loro? l'ultima giornata. No, è retrocesso, Ma è retrocesso. quest'anno, Il guarda, Chievo quell'anno è hai retrocesso. guardato Comunque, i potevamo alzare il tiro, così eravamo più tranquilli. Quindi è piccolo io, diciamo, all'inizio che diciamo perché domanda, ma l'ufficio Rimettiamo un po' di comunicazione di confusione. Catania quando costa 70 milioni Bravo, sono d'accordo. per poter comunicare Anche o far sì. capire Perché mi fa Questo hai ragione, questo hai ragione, io ti ho detto purtroppo
Se nascono le leggende metropolitane e tu sai quali sono, Perfetto. la leggenda metropolitana che voleva scendere in Serie B, stanno dicendo calmi dalla regione. la leggenda metropolitana che il Catania voleva, se lo devono vendere, la leggenda metropolitana che il Catania deve scendere per prendere i soldi per fatto lo Stato. Queste leggende metropolitane nascono perché c'è una mancanza di comunicazione. Penso Ma non che- quest'anno, perché sbagliamo se diciamo che è da quest'anno. da parecchi Quest'anno anni. è venuta fuori di più perché siamo No, retrocessi. è venuta fuori perché nel calcio c'è un Secondo me- problema secondo in me- tutti i livelli, a tutti i livelli. Qua i problemi escono solo se non si unghia a reti. Cioè quando non si fa gol, quando la squadra, cioè il campo, non ti dà ragione, e allora escono fuori tutti i problemi ed è sbagliato. Le leggende. Non è Però, vero, Antonio- non è vero perché negli altri anni il presidente parlava ogni settimana, l'amministratore delegato No, parlava ogni no, no, ma settimana, non è il problema. magari non è il ci problema andare in televisione e parlare. magari il ci problema è i abbindolavano, contenuti. magari ci Ma il abbindolavano, problema sono ma i tra le contenuti. righe Sì, comunque però- si Abbiamo aveva- detto, quest'anno i calciatori, Però, allora- quest'anno i calciatori sotto la curva sono venuti pochissimo. Vi Se dobbiamo dire... ricordate il direttore faccio un gol? Sicuramente, Vi ricordate complici l'attaccante? C'è questa Sicuramente. forma di dissociazione tra la società e i tifosi. C'è sempre C'è stata. sempre stata e questo io do ragione ad Antonio. Ma dire cose Ma giuste. infatti ti sto dicendo, secondo me, da 2 settimane a questa parte, quando i quadri societari si sono riorganizzati, secondo me, da questo momento in poi Si cambia. la società cercherà di avvicinare le persone ai propri tifosi. Questo sembra proprio. Poi, purtroppo, quest'anno è stata una stagione dall'inizio fino alla partita di Bologna, La partita di Bologna... perché l'unico Catania che abbiamo visto vera è stato quello la di partita Bologna. vera, quella Partita col Bologna. storica 10 contro 11, è stato tutto zero. Allora, Daniele, Io ho ascoltato tutti i pareri, no? Sono d'accordo con qualcuno, un po' meno con altri, però ho sentito anche per esempio il discorso dei giornalisti, no? I giornalisti sì, devono sicuramente essere obiettivi, però poi non è che retrocedono i giornalisti sul campo, cioè nel senso i giornalisti devono sicuramente analizzare quello che è stata la stagione e quello che è stato il campo. Ora io dico, ma non è che quest'anno è andato tutto storto proprio perché era finito un ciclo con l'8° posto dell'anno scorso? Non è che l'estate scorsa forse anziché andare via 2 giocatori dovevano andare via più giocatori e ripartire da altri elementi, visto che forse questa squadra si era spremuta per arrivare all'8° posto? Perché io credo che poi la stagione ha dimostrato questo. Altra cosa, gli allenatori, è stata giusta la gestione degli allenatori quest'anno? È stato giusto tenere Maran? È stato giusto mandare Maran per prendere De Canio? È stato giusto richiamare Questo Maran? sicuro no, non c'è bisogno che fare la domanda. Questo è no, sicuro. Daniele, Non è che questa ci bisogna fare la domanda- domanda. Ecco. No. Daniele, ma infatti Perché la retrocessione non avviene a Bologna. Assolutamente La no. retrocessione Assolutamente avviene, no. scusate, nel calcio i numeri sono importanti, la retrocessione avviene nel momento in cui esce un difetto fuori, io parlo di campo perché giustamente io la domenica timbro Ma io di quello voglio parlare, l'abbonamento, Antonio. ma setto una tribuna che i miei figli, giusto? Ma io di quello voglio Mi parlare. voglio passare la domenica in serenità, siccome sono stato anche un tecnico di calcio, per chi mi conosce in passato, quindi guardo anche la partita in maniera molto critica dal punto di vista tattico e vedo subito dall'inizio vedo che il Catania ha un problema a centrocampo. È il famoso Lodi Rinaudo che Un si è problema a scoperto centrocampo stranamente all'ultimo. a dicembre, però non sono a dicembre, secondo me la squadra non è cioè la società non è vero che non ha fatto gli acquisti giusti, ci sono anche i giocatori che non ti risultano, c'è il giocatore che non ti risponde, c'è quello che caratterialmente non si ambienta, c'è chi che fa vita mondana a notte, ci sono tanti aspetti, quindi non vado a puntare il dito sulla società per questo motivo. Però ci piace che fai i nomi, eh? No, come esempio io continuo a dire che Monzon secondo me alla palla la chiama di tu, però ancora non sa tatticamente che fare no campo. Benissimo. Ma sicuramente, io sono obiettivo. Allora vedo subito che il Catania ha un problema a centrocampo. È un problema lampante che ci riportiamo indietro da 8 anni a questa parte, mi dispiace dirlo perché giustamente quando le cose vanno buone, no ma non è vero, va bene. Il Catania non ha un centravanti serio dai tempi di Spinesi, poi ha avuto quella parentesi con Maxi Lopez che è durata poco, ci siamo salvati anche grazie a Maxi Lopez. diciamo da 4 Il anni. Catania ha un problema a centrocampo. A dicembre c'è sta campagna acquisti che non parte completamente. L'ultimo giorno arrivano un buon giocatore che si chiama Rinaudo,
Un giocatore che ritorna, che non può tornare, poi tornava, non si è capito cosa è successo, non lo voglio manco sapere, perché non voglio entrare in quelle famose leggende metropolitane, un po' di gossip, a fare gossip, cose, non mi interessa. Io guardo il campo e vedo che il Catania schiera, e qua punto il dito su 2 allenatori, sia su Maranni che De Canio, perché hanno fatto tutti e 2 lo stesso errore, e dico bravo a Pellegrino che è riuscito a capirlo in tempo. Beh, gliel'hanno permesso. In tempo, fra virgolette, giusto? Va bene. Bravo. Ha schierato, Bravo, schiera il Catania per tutto l'anno, nei momenti cruciali, schiera ancora, mi continuava a schierare 2 centrali di centrocampo con le stesse caratteristiche, ma un Rinaudo dinamico al massimo. Sì. E ha fatto una partita, Ma l'ultima è Antonio, stata nessuno dei giornalisti E ha lo- evidenziato è un quello no che di hai fermo, detto no, tu. no, Ma nessuno, come puoi dire nessuno, questo? nessuno, Non no, lo puoi nessuno, dire, nessuno, che Lodi e Rinaudo nessuno si è avevano messo. caratteristiche Bisognava fare una identiche, critica è stato nella detto. campagna acquisti, E ti bisognava dirò fare di una più, critica. è stato detto Il Catania- anche in conferenza Valentina, stampa lo stesso il Catania Lodi. aveva bisogno di un attaccante, lo stiamo doveva parlando prendere dei anche in Serie B, un centrocampisti. attaccante d'esperienza. Chi fa i gol li fa anche bendato. Ma ti Quelli parlo che di Lodi- segnano sono di sempre Lodi gli e stessi. Rinaudo, Se tu vai Lodi- a vedere l'almanacco del calcio ogni anno, nell'almanacco del calcio i nomi, gente che fanno i gol sono sempre kid. Ma Il che- Catania aveva bisogno di un attaccante e non l'ha preso, e tutti Però Antonio tutti. non puoi dire Ma che che non si è Lodi- Le detto. contestazioni anche in curva, le contestazioni allo No, stadio però i tifosi, sono per state esempio- fatte, le abbiamo fatte tutti, e qui mi prendo le critiche pure, mi autocritico. Tutti ci siamo stati zitti. Tutti non abbiamo protestato, non abbiamo fatto sentire la voce dai giornalisti E e lo sai tifosi questo perché è nel successo? momento giusto, quando Secondo- ancora c'era tempo. Secondo te questo perché non è successo? Non lo so. Perché per 8 anni ci siamo sempre salvati. Perché eravamo Sbagliato. convinti che Fedato ci avrebbe risolto i problemi. No, lo Perché- sapeva, Allora, lo sapeva che Fedano non aveva solo che il Lodi Veneto, e siamo Rinaudo, sempre che salvati. Lodi e Rinaudo si pestassero i piedi, che non era stato comprato l'attaccante, tu non puoi dire che non è stato messo in evidenza. Io non l'ho mai sentito dire. Ma non l'hai mai Non sentito l'ho dire, mai non sentito. segui Diciamo neanche che non le è stato conferenze stampa. diciamo che che non è anche a stato Lodi forzato. stesso è stato chiesto in conferenza stampa, ma tu Mi a manca- giocare mi con manca- Rinaudo mi manca una non critica, senti che ti mi pesti un manca po' una i piedi? critica, Diciamo, mi manca Valentina, una critica la- competente, mi una manca, critica in un questa po' città manca una critica competente ad alti livelli, che riesca ad avere un peso quando esprime la propria opinione. E allora il fatto che io da cantautore, perché questo è quello Beh, che faccio, se devo essere- cioè, devo venire qui a gettare Antonio, qualcuno, a dire però, le cose, allora a a questo farmi io punto- la trasmissione di calcio per amore del calcio Catania, è una cosa veramente Quando qualcuno sbagliata, l'ha fatta negativa. però, quando qualcuno ed è un giornalista l'ha fatto, è stato massacrato in diretta È TV. stato massacrato anche dai tifosi stessi, perché Perfetto. ancora in questa città, E in questa città ancora si è convinti che chi fa le critiche costruttive, Benissimo. chi magari vede le cose prima degli altri, perché questa è una città lenta, questa è una città che cammina con 20 anni di ritardo, lo sappiamo. Giusto, lo sappiamo a tutti un i livelli. cantautore, A bisogna tutti i livelli. comprenderlo. E allora quando uno esce fuori dal coro infatti. e le cose le vede prima, Ma infatti giusto? il giornalista in questione, che Giusto. tutti E sanno allora chi è uno contro la città. è stato l'unico che più di tutti ha marcatamente sottolineato i sbagli che sono stati fatti, ha marcatamente detto che quello che non andava sistemato subito, perché sennò sarebbe stato troppo tardi farlo. Quando è stato fatto effettivamente era già troppo tardi. Poi ci sono state tutte le varie situazioni legate a partite più o meno sistemate che esistono dalla Serie A sino alla terza categoria, e quindi alla fine la squadra è crollata. Tutti sanno che io sono stato amico di Lulù Olivera, con il quale ho avuto il piacere anche di condividere Ci hai un fatto anche momento il disco, musicale. vabbè. Non dice cosa. Io, pur essendo amico di Lulù Olivera, sono entrato una sera in una trasmissione di una famosa emittente locale, dove Sì. c'era il famoso allenatore Reia, Sì. giusto? E mi disse, dai, ma che fai con Reia? Perché non me ne fregava niente di essere amico con Lulù Olivera, Certo, perché sono chiaro. amico con Lulù Olivera, perché praticamente mi stai un mutuo per... No, io per il bene del Catania, ma chiappo con quel che è, non ne ho problemi. Se devo dire, vedo una cosa, la devo dire, ma non devo essere io a dirla, Valentina. Ci sono le persone che fanno questo mestiere, ci sono persone di alto livello, persone anche competenti in questa città, e devono uscire fuori, perché sennò non si va avanti. Bisogna uscire fuori da questo stare nascosti nel proprio orticello e non dire le cose e dirle solamente quando è facile dirle, come avete fatto quando avete sputato alle spalle, avete pugnalato alle spalle lo Monaco. Io ho criticato lo Monaco in faccia, io con lo Monaco ci ho parlato, gli ho detto le cose che pensavo,
Nafacci, l'ho criticato in televisione, in diretta 1000 volte, non mi piaceva come si porgeva alla città, però mi piaceva come, cioè era competente, ma non mi piaceva come si porgeva alla città, ma lo dicevo, e lo dicevo mentre il Catania vinceva. Troppo facile spararlo quando si io. Questa è la città, questa è Catania, Catania ha questo difetto. Oddio, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, però Diamogli un Antonio, bicchiere d'acqua, attenzione, perché poi rischi di fare magari anche tu un errore, è un anno, Comunque a Catania seguono gli attaccanti, penso che l'abbiano da detto. quello che pensi, però è Però anche generalizzare bisogna stare troppo attenti a non neanche. generalizzare. Sto perché parlando in generale, non sono- sto dicendo, non ce l'ho con i giornalisti. Allora se uno Ma parla... puoi non avercela dice- con i giornalisti, ma Io ho con detto- determinati Io ho giornalisti. detto che la critica l'ho fatta anche, l'autocritica la faccio anche noi. Abbiamo sbagliato tutti. Comunque Valentina, a me mi sa che a Catania se vive un attaccante, l'hanno detto pure le statue che c'hanno in Villa Bellini, quelle là tipo ferme, quelle senza testa. Anche le casalinghe che non hanno mai visto una partita di pallone, penso che Abbiamo i tifosi cabarettisti. Antonio, su dai. questo non Sì, vabbè, siamo ma capiti. insomma di loro non mi meraviglio. E allora, Presidente, l'errore a questo punto, dice, lei ha detto, è stata un'annata cominciata male e finita peggio. Allora, siccome noi in questi mesi, perché ormai praticamente, anche ormai da 2 mesi a questa parte, era praticamente certo che Catania difficilmente ce l'avrebbe fatta, ci siamo chiesti effettivamente, ma il problema qual è? Qual è stato? È stato il problema della campagna acquisti? È stato il problema degli infortuni? È stato il problema della gestione opinabile dello spogliatoio? Gestione contrattuali sbagliate, mancanza di un direttore sportivo che facesse da collante, di un amministratore delegato. amministratore Di un delegato, direttore insomma, generale. amministratore delegato, insomma, Amministratore c'era delegato, con un amministratore ruolo sicuramente delegato. senza deleghe. Come mai è andato via Gasperini lo scorso anno? Come mai? Tutto, Cioè, è una tutto domanda che vale, tutti ci tutto, siamo posti. Non c'è oggi una cosa. È tutto c'è l'insieme, tutto l'insieme, che fa perché- l'annata storta. No, Tutto nessuno lo l'insieme. sa, perché se n'è andato Gasparini. Non si può Non lo sa, sapere. perché se n'è andato, ad esempio, lo Monaco, non lo sa nessuno neanche. Lo sanno tutti, no, scusate, in questa Ma lo città, sanno tutti in nei questa cortili della città. Si sanno solo cose di Cottiglio, Del di corridoio. Ma non si sa mai la Sul verità. web sono uscite certe Come i grandi cose. fatti di cronaca italiana. Bravo. Sul Non si sa web mai sono la uscite verità. certe Ma cose. Non si sa mai. Ma perché No, non si no, devono no. sapere? Allora, Lo non ci Monaco si è può andato sapere. via. Non perché- ci Nello Monaco, quando è andato via, ha detto vado via per un motivo che non dirò mai. Mai. Oh, E ok, perché quindi non lo voglio deve dire, dire? tu non puoi prendere una persona che ti dice così, Non l'ha buttargli detto una lui, pistola. lo poteva dire qualcun altro. Che magari sono evidentemente cose- non lo voleva Ma dire Gasparin nessun sarà altro. successo Ma qualcosa non lo pure voleva di dire. che non si può dire. Gasparin, No, un ma altro dai, che diciamo va così, via, non si può morire. fa una conferenza stampa e non dice effettivamente qual è il motivo, se non quello che il presidente ha deciso di cambiare la struttura societaria e in base a questa struttura prevista dal presidente lui non Valentina, è la intendeva solita restare. classica risposta diplomatica Esatto, del cavolo. allora il scusate. problema di chi è? Del giornalista che glielo chiede e non trova risposta e non può Vabbè, certo, in questo caso il giornalista puntare non c'ha una colpa, è chiaro. pistola e dire no, me lo devi dire perché noi lo dobbiamo sbattere in prima pagina. No, allora in motivo, questo caso qual le è? trasmissioni sia i Oppure giornalisti un avrebbero giornalista- dovuto marcatamente Oppure un giornalista Io ti devo dire una riceve Ma una nel voce caso- di Su questo corridoio punto di Nel vista caso di io- e la Gasparini- mette in prima pagina nel caso senza di- poterla verificare. Io ti devo dire una cosa, purtroppo nella vita, come in tutto, no? Come nelle aziende, come nella vita personale, come vita di famiglia, purtroppo le cose cambiano e un giorno non è mai uguale a un altro giorno, una partita non è mai uguale a un'altra partita, una prestazione non è mai uguale a un'altra prestazione, i rapporti cambiano, mutano, si gonfiano, si logorano, si rafforzano. Quindi sono tutte situazioni che uno naturalmente le può vivere solo stando in società, solo quotidianamente tu puoi sapere quello che può succedere. Dispiace perché il lavoro fatto dal duo Lo Monaco Pulvirenti è stato strepitoso. 7 anni in Serie A, centro sportivo, partite esaltanti, una costruzione meticolosa del particolare, una crescita complessiva. La fortuna li ha sostenuti perché si sono salvati l'ultima giornata a Tante Bologna. volte. Certo. I tifosi gli hanno messo del loro ancora 7-8 anni fa quando c'è stata la tragedia del 2 febbraio. giocatori che hanno disputato stagioni impensabili. Giocatori che hanno disputato stagioni impensabili, mezzo campionato il Catania l'ha fatto fuori casa. Sì, Quindi primo anno. voglio dire, c'è stata una serie di cose che sono andate per bene, cioè sono andate giuste, sono andate per il verso giusto.
Naturalmente ti ho detto, nella vita le cose possono cambiare e io penso che forse era arrivato il momento per cui le strade si dovevano dividere. C'è stata la parentesi Pulvirenti, la parentesi Gasparini. Una persona come Gasparin del nord Italia a Catania, Che ci fa? pensate che possa avere la mentalità della formica, della costruzione giorno per giorno, che naturalmente si deve cercare di racimolare, recuperare, investire, fare le cose in un certo modo? Quindi sicuramente questa persona evidentemente non ha trovato Allora, ma pigliare uno di Lendini. l'ambiente ideale. No, l'identità. Di basso Io ti sto fiscale. dicendo, io Presidente, ti mi sto perdoni. raccontando quello che ho visto, come l'hai visto tu. Presidente, mi perdoni, ma secondo lei ce l'aveva Cosentino questa mentalità Ma ora della mollichina? naturalmente ora è Mollichino by night. è arrivato dopo la scelta di Milazzo come amministratore delegato, è arrivata la scelta di Pablo Cosentino. Quindi da oggi in poi Chi sarebbe? Pablo Cosentino, Chi? per la storia del calcio, No, perché giustamente, tutti si dicono ancora chi non è addetto cosa ai fa. lavori, Pablo Cosentino è il più forte fino a 2 anni fa procuratore agente FIFA dei maggiori Giocatori del mondo. del mondo. E noi pensavamo che se rimaneva tale era ancora Questa naturalmente veste, secondo il mio punto di vista, forse si è stancato. L'ha passata al fratello che sta continuando questa attività e quindi quando il presidente parla di risorsa per il Catania è perché evidentemente questi signori hanno in mano delle risorse di calciatori, parco giocatori. Tutti i tifosi hanno sognato su questa cosa. No, c'è una arriva chiesto, porta tutti Scusami, E invece mi fai finire? stato- Mi no, fai no, finire? sì, Mi fai finire? Quindi naturalmente si è pensato, questo è quello che io interpreto, come lo puoi interpretare tu? Non è che io sono dentro e ne so, io ma è parlo vero. per Sì, quello sì, che sì, vedo. sì, sì, Quindi questo è quello che io mi sono spiegato. A un certo punto, forse, ha voluto fortemente prendere in mano ora la situazione del calcio Catania e forse da questo momento in poi vuole fare a tempo pieno l'amministratore delle gare, decidendo le sorti del futuro del calcio Catania. Scusami, poi torno a ripetere, sempre per per quel cerchio che io ti ho detto all'inizio, che la preparazione è andata male, i giocatori sono andati male, gli infortuni sono andati male, i tecnici si è andati male, si è partito con la puzza sotto il naso che dovevamo fare 89.000 punti, si è partito con naturalmente fotografie forse con Taormina, con il Galliani, con Lotito, insomma eravamo entrati nella camera dei limbo del bottoni. calcio, insomma, ecco, secondo me questo è stato. Ora la gente vuole sapere solamente che sta succedendo. Sta succedendo. La gente Secondo- vuole a chiarezza, questo- non a ci questo interessa punto che una B ci sarà un cambio di direzione. Quello è il problema. Questo. Poi naturalmente mi dispiace Vogliamo che capire cosa sta gente succedendo. come Monzon, che come dici tu chiama il pallone di tu, però il campionato italiano è una cosa, il campionato che ha giocato Monzon è un'altra. La stessa cosa Leto, viene da un infortunio terribile, Ma io arriva l'avevo nel visto campionato italiano e non rende. nelle prime partite. Prende Peruzzi, un fenomeno, arriva nel campionato e non rende. Queste sono tutte cose che purtroppo una persona di calcio che fa calcio a livelli giusti, a livelli misurati, ne sa qualcosa. Perché forse certi giocatori andavano inseriti Oh, anche piano piano piano, con E una poi io certa sembra una cosa. cosa che ti devo dire, in questi 8 anni ho visto, e qui non so chi mi può criticare, io l'ho sempre diciamo messa in risalto questa cosa nelle trasmissioni che facevamo di calcio, che poi non so di che calcio parlavamo. Ci sono tantissimi esempi di giocatori venuti a Catania anche e soprattutto riportatelo Monaco, giocatori che per esplodere almeno ci stanno 2 anni, cioè giocatori, per vedere un giocatore di questo tipo, giusto, ogni volta ci stanno 2 anni, variando, chi è infortunato, quello ci viene da un Sai infortunio perché giorno. succede questo, Antonio? Sai perché succede? Perché il campionato di Serie A è il campionato più preparato tecnicamente in campo.
Sì, ma è anche vero, Però perché Antonio, siccome non ci questo ti sono fa capire soldi, che si prendono c'era- giocatori che ancora non sono Ma pronti. questo ti fa capire Il che c'è problema- una programmazione Sì, e ma- comunque lo prendi in prospettiva e intanto ti fai il tuo campionato. Non ho Però mai... Valentina è il campione Poi che comunque arriva Maxi qui, Lopez arriva ed il esplode campione e poi che non fa arriva più niente, qui quindi voglio dire. tecnicamente soffre perché il campionato italiano tatticamente è difficile. è il più forte al mondo. E su questo non c'è dubbio. Era il più forte perché come mai fino a 2 anni fa quando c'è stata l'esplosione del Barcellona con il Tiquetá l'Italia aveva vinto 4 mondiali e la Spagna 0. Come mai l'Italia ha vinto 4 mondiali e l'Inghilterra 0? 1. Cioè, perché naturalmente il campionato italiano tatticamente è di un altro livello. Infatti noi gli europei siamo andati avanti perché tatticamente abbiamo Però- costruito un campionato Facciamo europeo. parlare Ettore un secondo. No, stavo dicendo, ha detto bene Giuseppe, perché effettivamente tatticamente siamo all'avanguardia. Spesso e volentieri dal punto di vista atletico abbiamo delle deficienze, però poi dal punto di vista tattico riusciamo a fare dei miracoli. L'europeo dell'ultimo europeo italiano è stato un mezzo miracolo. Abbiamo fatto una partita dove abbiamo stroncato la Germania che ne valeva 3 volte di più, ma tatticamente l'abbiamo massacrata. E quindi è la dimostrazione che il calcio italiano tatticamente è all'avanguardia. Se non ci sono giocatori preparati anche con quella mentalità tattica innovativa, trovano difficoltà. Monzon ne è un esempio. Leto, seppur rotto, ne è anche un altro esempio. Peruzzi. C'è l'eccezione che mi conferma sono- la regola. io sul Leto- io- Maxi Lopez arriva ed esplode Ma a è un Catania. caso, è un caso, e può succedere. E poi Maxi Lopez paradossalmente è un giocatore. Però è un giocatore che già aveva avuto un'esperienza europea. Ha le sue problematiche personali, ma ma sono però troppi in quel esempi. momento Poi io su volevo Maxi fare- Lopez volevo dire- nessuno avrebbe investito Ma più di Valentina, tanto. Maxi Lopez viene dalle giovanili del Barcellona, Barcellona, è stato aveva fenomeno già- in Argentina, va è una bene, persona, va siccome è bene. complicato lui di testa con le sue problematiche personali che poi siamo venuti Tutti a quanti sapere, conoscere. va bene. Ma è un Perché, fenomeno, dice, ma- perché, perché gli è aumentata la testa. comunque Dice, sempre Basta, ultimo ma cosa è aumentato? gli è aumentata. Volevo la fare Basta, però, se mi basta. permetti Valentina, se Sì, me lo permetti, sì. l'ultima domanda un pochettino anche polemica. La figura di Leto all'interno dello spogliatoio è stata secondo me un po' strana. portato pace. Qualcuno ha pensato che potesse essere una mina vagante, altri no. Qualcuno ce lo spiega effettivamente che cosa ha combinato Leto in questa squadra? Leggo anche questo Pace e oggetto amore. misterioso di questo Catania, perché Cioè scompariva dopo una effettivamente- brutta apparizione per 2 o 3 domeniche, risultava infortunato. Poi Quindi tutto- ritorniamo al discorso dei misteri. Perfetto, i misteri. Però io, basandomi sempre su quello che vedo in campo, i misteri ce li dovrebbe svelare chi svela misteri. Appunto. Giusto? Quindi non noi. Ma quello che vedi in campo, tu vedi che Leto ha un passato da calciatore di Sì. tutto rispetto. Però viene da un infortunio però, gravissimo. ok, e Quindi ci su ricolleghiamo questo a quella dobbiamo- serie di batterie di giocatori che vengono a Catania, che tu per vederli Ci vogliono 2 anni. Ci vogliono. Barriento se n'è un esempio. E infatti. allora, Igor, poi sentiamo cosa ci scrivono da a quarto casa. grado, perché parliamo solo di misteri. Cioè, poi siamo a quarto grado. Sì. Sì, va Per bene, questo volevo insomma. soltanto aggiungere una cosa detta prima sui tifosi di altre squadre. Io credo che ognuno possa tifare per chi vuole, però perlomeno l'anno prossimo in Serie B ci sarà molta pulizia etnica allo stadio. Non abbiamo più persone che Etnica, vengono proprio. no, pulizia etnica, perché è Perché siamo vicino anche all'Etna. quello. Perché è vergognoso andare a casa propria e sentire gente che esulta per un gol di quelle 4 squadrette del nord. Quindi perlomeno l'anno prossimo ci sarà pulizia etnica, sappiamo che tutti quanti saranno tifosi del Catania. Il problema è che al tifoso del non ci Catania non sarà gli frega nessuno che un tifa cavolo dove Ventella. gioca, perché anche in eccellenza i tifosi del Catania sono stati allo stadio in Serie D, in Serie C, quindi questa è una lezione di tifo che noi abbiamo dato all'Italia. E allora Daniele, cosa ci scrivono da casa? Sì, ci scrive Giovanni Tringale che scrive puntata meravigliosa, complimenti ad Antonio Monforte e Giuseppe Bosco, e poi scrive la pagina Facebook ufficiale del Catania, Momenti Rossoazzurri, per opportuna conoscenza di tutti. Quindi Quella è la risposta- pagina Facebook, ma quello probabilmente era in riferimento al sito internet. Tu parlavi, Luca. No, no, lui parlava di ufficiale Facebook. di Facebook. Il No, tifoso- allora no, se parliamo chiaramente della pagina ufficiale di Facebook, Non è è Momenti- Momenti Rossazzurri, è quella. Sì, sì, è quella, è quella. Io parlavo del sito internet. Sì, ascolta, allora, Momenti Rossazzurri è la pagina ufficiale del Calcio Catania che si occupa di una situazione, non è
calcio Catania, tipo proprio come Juventus, FC, quello Milan, compagnia bella. Però è quello ufficiale. No, ma è quello ufficiale gestito dal Catania. Gestito dal Catania. Dall'addetto stampa del Catania. Appunto, no Luca, su questo Guarda, io ho verificato, l'equivoco nasceva più tardi- qualora si più parlasse tardi di sito internet. andrò a guardare, a parte il discorso Luca, di- secondo me se ce l'avessimo avuta Forse ci saremmo salvati, hai ragione. No, Secondo quello no. me Però ogni è stata persona una ha il diritto di mancanza. dire quello che vuole, capito? Ogni persona. E quello è un modo per potersi esprimere, il social network. Ma se poi dalla Allora, pagina non ti continuiamo a risponde. leggere, cos'altro ci scrivono? Sì, Salvo Basso scrive: posso porre una domanda al maestro Monforte? Premesso che stimo Antonio a prescindere per la sua storia passata e presente e per la serena tranquillità con cui spesso esprime concetti anche duri, impopolari, ma soprattutto coerenti. Detto ciò, volevo chiedere, si parla oggi di ripartire dal punto di vista tecnico e dal punto di vista societario per il nuovo campionato di B che ci aspetta. Lui da dove ripartirebbe dal punto di vista dell'informazione spesso abusata e poco professionale che gira intorno al calcio a Catania? Ma io riprendo una frase detta anni fa da un giornalista che stimo molto, che è Luigi D'Angelo, con il quale siamo anche molto amici, che una volta mi disse: il problema a Catania non è la censura, cioè non è la società X che ti censura quando vuoi dire le cose, oppure il problema è che spesso il giornalista si autocensura. Involontariamente. Questo è il tuo punto di vista. è il tuo punto di Continua vista. poi la considerazione sempre il Salvo Basso che scrive: Pablo Cosentino, che secondo me incautamente e prematuramente i vostri ospiti in tribuna prendono in giro, è la naturale prosecuzione professionale e caratteriale di Pietro Lo Monaco. Dategli tempo, concordo con Bosco sul fatto che Gasparin era troppo poco Sauddu e troppo brava persona per operare a Catania. Vabbè, te l'ha detta la siciliana, Giuseppe. Dai. Però, Vabbè, torno a Presidente. ripetere, ci sono momenti in cui una persona è al posto giusto al momento giusto. Questo sì. Gasparini in quel momento non era al posto giusto al momento giusto, punto. Per quanto riguarda invece Pablo Cosentino, io spero con tutto il cuore che sia questo, però da dietro dico, l'avvocato del diavolo, una persona come, non sempre per, tra virgolette, nominare il direttore Lo Monaco. Il direttore Lo Monaco arriva da tutte le categorie, ha fatto tutte le categorie, ha fatto l'allenatore. Anche il calcio giovanile ha fatto calciatore, allenatore di calcio calcio giovanile. giovanile, preparatore atletico, preparatore fisico, massaggiatore, direttore, e amministratore delegato, e operatore del mercato. Raccattapalle. E raccattapalle. Adesso ha tolto l'acqua dall'erba. Adesso sta facendo il presidente. Voglio dire, oggi sta facendo il presidente, e quando le persone fanno, cioè voglio dire, ha fatto il presidente, 2 anni fa c'erano 4 categorie di differenza col Catania, l'anno prossimo ce ne saranno una. Una sola. Vabbè, è capitato anche il discorso di una... Però Quindi- ti voglio dire, quindi quando tu vai a prendere una persona, Però il Messina è primo in classifica. sì, no, dice, ma l'anno prossimo ci saranno Eh. fra Catania e Messina una categoria di differenza nel giro Certo. di 3 anni, ok? Sì, certo. Quindi Presidente, Scusami, fammi completare. Sulla competenza dello Monaco. Quindi mi pare quando non ci sia nulla da io discutere. vado a trovare una persona per questo territorio che è, come dicevi tu, non difficile, di più impossibile, bisogna trovare una persona con quelle caratteristiche di mettersi la mattina la fascia di Rambo in testa E e andare. iniziare a combattere con tutti. Beh, Però, in Sicilia non esiste una però figura Peppe, di questa. scusami un attimo, sulla competenza dello Monaco non si discute, io continuo a dire come la penso sullo Monaco, però porgendosi alla città, agli interlocutori, anche ai giornalisti, perché i giornalisti stanno muti, giusto? Mille volte sono stati, ma cosa mille stai volte, sti mille volte sono giornalisti, stati ma sti maltrattati, giornalisti, io non lo so. mille volte sono stati maltrattati, come sono stati maltrattati gli abbonati, come sono stati maltrattati i tifosi mille volte, a volte Catania non vinceva, la colpa era dei tifosi, giusto? E allora io dico solamente che sulla competenza di Lo Monaco non si discute, sui risultati ottenuti sul campo non si discute. Vabbè, la perfezione Però non è un di questo modo mondo. Dai. di porgersi in maniera più serena, più tranquilla alla città, alla tifoseria in genere, e quindi avvicinare anche, perché spesso ha allontanato anche una grossa fetta di tifosi storici dalla squadra. Cioè le cose giuste, io sto dicendo serenamente il pensiero, perché dire quello che uno pensa è un problema? Vedi, avete problemi. posso dire una cosa? Ma quando Perché non siete abituati a parlare. Quali Non siete abituati problemi? a parlare. Valentina, tu non sei abituato a criticare. Il problema è che Ritorno- il problema è risolvibile perché Lo Monaco, essendo siciliano,
forse evidentemente comprende Napoletano, bene Sicilia. Vabbè, È di Napoli, vabbè. napoletano, vabbè. Però è Vabbè, siciliano. allora, ma che c'entra Valentina? Valentina ama il Catania, come quella mamma che ama così tanto il suo figliuolo. Sì. Che non ce ne riesce a ce la scoppano con Ma che cosa stai dicendo? Ma quando mai? Il monaco napoletano siciliano. Allora, lo Monaco tu hai detto Stavo dicendo il siciliano, napoletano- non è siciliano, però lui più volte ha detto, alla Sì, fine io mi sento Siciliano. perché io vivo È qui, la e dimostra- qui la mia vita da sempre. È la dimostrazione che giustamente ha questo cuore che batte in maniera forte per... Perché Antonio ride sotto i baffi perché si diverte a lanciare queste frecciate. Valentina, ti voglio bene, sono molto... Ma la gente, ma che gliene frega? Ma che gliene frega? Antonio è venuto qui, fuori. ma Antonio è venuto qui per promozionare il suo CD singolo, quindi Appunto, ma è venuto qui per pubblicizzare ho sbagliato il serata. suo... Ho sbagliato proprio serata. Allora, facciamo così invece, vediamo un attimo le immagini che ci hanno mandato i tifosi, in questo senso ringrazio Igor, perché l'ultima trasferta in Serie A dei tifosi rossazzurri, proprio anche per il carico di emozioni che ha portato dietro di sé, merita di essere rivissuta in questi 60 secondi o poco più, perché sicuramente commuove vedere questa mobilitazione alla volta di Bologna nonostante tutto. Perché mi dicono che non può andare in onda? Adesso deve andare in onda. Come non ce l'hai? Vale, nel frattempo se c'è un secondo tipo mi inserisco così copro questa defiance momentanea. Se lo trovano dalla regia. Vale, posso dire una cosa? Sì. Tra il fatto delle pagine Facebook e tutta questa cosa, è una cosa che sembra ormai scontata dirla. Però prima si poneva il paragone con altre tifoserie al nord e quello che sia. La risorsa più grande del Catania sono i tifosi, ragazzi, e la gente. E Catania è una città dove di calcio, oltre che si ha fame, quello che in altre città non c'è questa fame di calcio come quella che c'è a Catania, ma soprattutto i catanesi. Diciamo che a Catania c'è fame in generale. Sì, però i catanesi o comunque i siciliani, ma io parlo dei catanesi perché hanno un fuoco particolare dentro. Guardate che tipo la società deve tenere conto di questi tifosi. Anche lì il fuoco è anche in molti focolari. Diceva qualcuno, poi andatevi a cercare chi era, che nell'ignoranza e nell'incertezza si può fare tutto quello che si vuole. E allora, se dalla Ricordatevi regia questo. mi danno qualche segno, altrimenti andiamo in pubblicità. Nessun segno. Ciccio non risponde. È sparito pure il regista. Non c'è nessun segno di... Niente, andiamo in pubblicità.